Ciao a tutti amici della Gudo Terror. Siamo di nuovo qui per una nuova puntata in questo hotspot bellissimo, con questo mare stupendo, con questo... Guardate che vegetazione fitta e immacolata. Ma che posto mi hai portato, Capitan Sage? Guarda. A me non piace. Dai, andiamo dall'altra parte. Assoluto. Capitan Sage, proviamo qua ci sono i branzini. Cosa sei qua? I branzini. Non me la sento. Fa schifo anche qua. Sì. Ma cos'è? Vabbè, fa schifo, andiamo bene. Guarda, qua mi hanno detto che ci sono le orate bimbi. Proprio. Mi fa tanto schifo. Ma io voglio pescare in un... Guarda, c'è anche un pannolino, c'è. No, io qua non pesco. Non pesco. Oh, Capitan Sage, qua è l'ultima spiaggia, o qua o altrimenti siamo fregati. Dai, andiamo a vedere. Capitan Sage, ma fa schifo anche qua. Sì, effettivamente fa schifo anche qua. Io qua non pesco. No, anche io. Abbiamo forse un'unica soluzione. Croazia! Finalmente in viaggio, amici! Non ne potevamo più di discarica a cielo aperto, centrali elettriche, cantieri e inquinamento. E così ci siamo presi una giusta vacanza in terra straniera per lanciare le nostre esche finalmente in un mare limpido, cristallino, ma soprattutto ben popolato di fauna ittica. Il nostro viaggio durerà qualche ora, direzione Isola di Cherso, in Croazia. Dovremo passare 2 confini e prendere un traghetto, ma ne varrà decisamente la pena. Il tempo non è dei migliori in questa strana estate 2014, ma non ci faremo di certo fermare da 2 gocce d'acqua. Raggiungiamo velocemente il centro abitato di Cherso per acquistare la nostra licenza di pesca, ma la nostra avventura non comincia decisamente per il meglio. Allora, abbiamo raggiunto la città di Cherso perché qui c'è l'ufficio turismo e qui si può comprare la licenza. Non sono tanti i posti dove si può comprare la licenza, c'è qui o se no bisogna andare fino a Lussina, per cui stiamo parlando di 1 ora e mezza di strada. Allora, purtroppo, siccome non siamo in stagione turistica, abbiamo un po' sbagliato gli orari, per cui l'ufficio turistico è chiuso fino alle 3:30 ed è l'1. Quindi adesso andiamo a mangiare come maiali, come è giusto che sia, e poi aspettiamo di fare questa cavolo di licenza perché c'è questa scaduta veramente importante che sta urlando vendetta e guerra al branzino. Andiamo prima a mangiare e poi facciamo tutto. E se son pallida come una strassa, vinassa, e fiaschi e vin. E se son pallida come una strassa, vinassa, fiaschi e vin. Gudo Terror! Anche lei qui! È stata una mangiata epica. Adesso dopo le grappette della casa, perché non è finita con la prima grappetta, Branziniamo. andiamo a vedere se ci fanno la licenza.
ci siamo. Un consiglio, fate sempre la licenza a casa. Online, carta di credito, perché qua è un'agonia. Davvero. Comunque, licenza, adesso andiamo a pescare perché non ce la facciamo più. Il posto che vogliamo raggiungere è un piccolo paesino di pescatori. 20 case, 4 ristoranti e un piccolo campeggio. Si trova incastonato all'interno di una piccola baia dall'acqua trasparente e pulitissima. Cerchiamo il nostro appartamento, che è decisamente fantastico e pulito, con una bellissima terrazza a vista a mare, e prepariamo il tutto per scendere del molo e iniziare a pescare. L'azione di pesca sarà diversa tra me, Capitan Sic e Marche. Io punterò alla classica pesca bolognese dalla scogliera, mentre gli altri 2 braconelli pescheranno prevalentemente a fondo. Iniziamo dalla pasturazione. Adesso prepariamo un po' di sfarinati e creiamo un po' di pastura per creare un fondo bello profumato che ci permette di raggruppare i pesci che li abbiamo già visti, sono già presenti. Adesso il tempo di mescolare le farine, irrorare con dell'acqua. Nella pastura ci mettiamo sfarinati che sono a base di farina di pesce solito, un po' di profumazione del formaggio, dello sfarinato di gambero tritato e in più pane. Il pane è nella quantità più o meno del 50% rispetto a tutto il resto degli sfarinati, questo proprio per permetterci di richiamare i branchi di occhiate che qui insomma raggiungono anche mezzo chilo, e prenderli con la bolognese, con la canna fissa è uno spettacolo. Boh, vediamo cosa succederà. E non potevamo fare un video sulla Croazia senza metterci un po' di folklore e di musica locale. Continuiamo quindi a pescare e a tenerci compagnia sarà il buon Giulio Codiglia e la sua orchestra, la Clapa Lungomare, perché lo spirito Gudo-Terror è questo: pesca, buona cucina, buona compagnia, ma soprattutto divertimento. Questa è la storia di un branzino. Mi sono nato qua, in questo bel mar, e da quando me conosco vado dove me par. Già un per de anni e non go pasemi, tutto un gran casino per via del confin. Ieri ho incontrato una bella scarpenna, la me disi mi son de Piram, anche mi che dico che son nato a Val de Piam, solo mi interessa dove gira il pesce. Ma più tardi ho capito di cosa che si tratta, tutti pesci matti, tutta una pignata, i se zucca, i se sburta e anche rosiga, finché noi garotto tutto noi si calma. Era una orada bella, intelligente, tutti i pesci l'ascoltava senza dire niente, ma quei altri là, i sega incazza, e dopo per paga, il la gammagna. Mi stago de parte, non me frega niente, forse vegnerà la pace anche qua, la nostra bella orada, ormai la se andà, domani vedremo chi comanderà. L'altro giorno se vigno trova nella scarpena, l'ha detto che l'ha trova chi che ne mena. Mi go domanda, e chi c'è questo qua? Un grande folpo nero dell'America. No! Passa i giorni, passa gli anni, qua non cambia niente, tutti i pesci in baruffa e anche la gente. Se vedi che sei proprio, a proprio destina, prima o dopo in padella in ne mangiarà. Na! Effettivamente la pesca bolognese ha dato i suoi buoni frutti rispetto alla pesca a fondo. Durante la prima parte della giornata abbiamo preso a galleggiante sparidi, occhiate, sugarelli, bagellini e, per una breve parentesi, anche molti branzini, arrivati in branchetto, anche se di piccola taglia, ma che si sono rivelati dei veri e degni combattenti. Pescando ultralight, infatti, con un finale dello 0,10 e una meta del 18, non è una passeggiata e le prime fughe sono davvero epiche. E poi sono davvero difficili da prendere. Il giochino con loro però dura poco. Che
capiscono il trucco immediatamente e poi scompaiono. Vabbè dai, comunque ci siamo divertiti. Vediamo il nonno. Il nonno. Siamo branzini come scivoli. Sta arrivando la sera e iniziamo ad essere stanchi per il viaggio e ad aver fame. Ma la pesca a fondo inizia a dare finalmente i suoi frutti. Ma dove sono quei braconelli della Gudo Terror mentre finalmente abboccano? Ovvio, a mangiare al ristorante qui a fianco, Mamma Lu. Vabbè dai, vorrà dire che mi toccherà prendere anche il loro pesce. Fragolino. Pagello. Oh, dai. Le taglie cominciano a crescere. Speriamo che adesso con le tenebre arrivi anche il nonno e la nonna. La nostra prima giornata di pesca si è quasi conclusa e il nostro cameraman, svenuto dal sonno, dopo una lauta cena spettacolare al ristorante Mamalù, ci ha lasciato. Ma come si fa, dico io? Ma dove sono finiti i giovani di una volta? Ma noi siamo andati avanti col favore delle tenebre, anche se non abbiamo potuto registrare niente. L'isola è magica, non ha grosse comodità o centri vacanza e per fortuna conserva ancora quel gusto di selvaggio. Un mare straordinariamente sano e una terra rossa, brulla e selvaggia, ma che sa dare tanto a chi se la porta nel cuore. Quando posso io ci torno sempre e ogni volta è come se non fossi mai andato via. Ma andiamo avanti, perché la nostra avventura non finisce qui. C'è tutto un secondo giorno da pescare e la sveglia ha suonato. Sono le 5:30. Non ho dormito praticamente niente, ma non de morto. Io. Gli altri ronfano ancora della grossa, ma io ho i miei piccoli bellissimi branzini che mi aspettano per un po' di tira e molla e non posso aspettare.
Thank you.